Buonasera. Io sto bene, signor. Che bel locale, quante belle ragazze. Piacere, piacere. Il chicchino di Rivella. Quante belle ragazze. Sì, che guardi, bel locale. devo dire che la ringraziamo, ma lei chi è, mi scusi? Molto piacere. Buonasera, ma lei chi è? Io. Come si chiama? Io sono Chicchino, ogni tanto mi viene un po' di... sì, certo, Chicchino di Rivella. E lo sa che oggi ho tirato la pensione oggi. E quando tiro la pensione, la prima cosa da fare, prima che spacci, voglio andare a scegliere sempre un bel locale dove ci sono tutte queste belle ragazze. Allora onorati da quella sì, parte. me l'hanno detto, vai a Rosemoor, guarda lì come le trovi lì, non le trovi da nessuna parte. Bellissimo. Infatti è d'accordo assieme a noi, quindi che sono tutte belle, quindi... Non saprei quali scegliere. Finalmente ti trovo, ma cosa succede qua? Ma che fa Westy? Hai tirato una pensione, cerca di darmi subito 100 euro che mi serve che devo andare Senti, ha sentito signore? 100 euro, dovrebbe avere 100 euro. Dai. Documenti di pensioni, gusto e pronto, documento a cadranca mi sono Susanna. È vero. Dai, non scaccia, io che io devo andare. Tu cosa ci fai qui in mezzo a tutta... Non lo vedi come mi sono conquadrato, Tutti questi cadenazzi là, bracciali là. Guarda, Guarda che sono ancora giovane, cosa ti credi? Sono tutto qua per fare zumba. Magari che tu sei specchio, retira, ma non mi che ci porta più bianco, brava bianca e tutto. Ritirati largo ai giovani. Magari largo ai giovani, sposati tu al largo Carlo Felice ti piacerai. Tu sta dicendo gli leggi, te la prendi tutte in contromano, che l'inculo ti indivinigano. Ma non si comprende. Tu e soldinare ce lo devi dare a noi giovani, che noi ci andiamo a si spaziare. Ma scanna a cagare. Mi dispiace, ma i giovani vogliono sempre divertirsi, quindi il nonnino che soldi. Lo sai che io ho fatto anche la seconda guerra mondiale, lo sai. E poi come ricompensa tu ci sei capace di fare l'altra balla in miniera. A Montevecchio, questi due in bicicletta. No, i tempi sono cambiati, adesso a lavorare non conviene. Lo si poita, tanto ti prende tutto lo Stato. Come andare, dici che tu mazzo del giccoio, vuoi che mazzo del sparao, vuoi che ti ne guardoni è fatto. Poi vai a domanda su do muro e ti dica da per i lavori socialmente utili. Ecco, sì, ha visto? Signor Mario, gli dico la verità. Gli dico la verità che per una cosa ha ragione. Me la fa una grattatina qui dietro che non ci arrivo. Ma da chi? Dal nonno? Me la fa lo stesso. No. Ha ragione, Ma guardi, una cosa. hai visto oggi i nipoti, signor, come sono? Cercano solo soldi oggi. Io per una cosa gli do ragione, che è vero, da traballare tanto di disubbica tutto su Stato. Ma questo te lavori socialmente. Passare, signore, per cortesia. Ma lo sa cosa fa lui? Quelli che fa lui sono lavori socialmente inutili. Inutili. Sono socialmente inutili. Sta 6 mesi traballando, si sposta con un motorete terra, de noi e lui. Quando quello che fanno loro in 6 mesi, nonno, anche se è vecchio, lo fa in mezzo giornata. Ma chi deve si ritirare? Non la scomprendi ancora, sei giù. Qui noi poco subinai che poi quando prendi la pensione, noi giovani che poi ci pensiamo noi a come spenderli. Piancia? Vuole soldi, signor nonno. Ma non ci si deve preoccupare, rintanno le miniere preoccupato. E ora mi sono fatto a domicetta, grazie a Dio, e tiro 2 pensioni. Tiro salsini gulosi e tiro cervecesa puro. 2 pensioni. Quanto prende? Però, tra tutte e 2 messe insieme arrivo quasi a 700 euro. 700 euro? Quasi. Ma quindi il nipote le mangia un po' di soldi, giusto? Sanguinera. Oh no,
chi di battuta Insomma, adesso qua siamo in uno spettacolo, quindi non proprio butta il nonnino, non si augura. esatto, ma perché lui questo te lo vuoi andare su chi è ormai si è dato però pensa in bene, signor Massimo. Dite appunto la regione questo picciochetto, ha ragione, io non me ne rendo conto, però anche se mi sento giovane dentro, però sono vicino, e la regione ci no, caro andavo dentro qui, ma tu ci sei candidato, no, ti auguro che non ci arrivi mai a sta becetta. no, fai. Ascolti, noi abbiamo anche un fotografo qua. Signor Sì. Massimo, aspetta e parliamo. Che il nonno si è agitato un pochino. Certo. E quindi, siccome ti capisco cosa mi ci fa, mi do che da due buoni sta giù posta allora. Signor nonno, mi dispiace, ma adesso i nipoti Sta giù posta. è la supposta. No, si sta giù posta. Ah, giù posta. Guarda, giù posta che dica con buca, giù posta che dica da... Ecco. Giù posta, scusi, non avevo capito la frase. Scusi. No, ti tornerò un'altra cosa, mi vedi? Sì. Tu stai un busso di ciocco, ci dai confidenza con di dire da tutti. Sì, lui fa parte del nostro, è uno che lavora nello staff di Sparagnando Show. Lo vediamo qua? Glielo presento, si chiama Luca Crastulo. Sì, ma te di ora. Te di ora. Crastulo. Te di ora andate per scuola. No, lo chiediamo al fotografo, no? Prego Luca, vieni qua, facciamo un applauso a Luca. Dai. Ecco, glielo presento così insomma. Figuraccia questo nipote. E nuovo non prendo. La cartoncella ormai ci da perdere, non spara. E lui, ecco, il nipote adesso, siccome... No, tirate a me e a non. Ecco, una fotografia. Facciamo questo grande applauso, giustamente per quei grandi artisti. Signori, forte l'applauso. Silvano e Mariano saranno protagonisti della nostra finalissima. Grazie di cuore. Loro appartengono. Siguras bellas, a Paris as pichocas, Finlande con